Le regole valgono per tutti e il nuovo codice della strada non risparmia nessuno, nemmeno chi arriva dal Polo Nord con mezzi tipici per affrontare la neve e carichi di regali. Proprio così anche Babbo Natale e la sua slitta sono finiti nel mirino delle forze dell'ordine che dallo scorso fine settimana stanno applicando le nuove norme previste dall'entrata in vigore del codice della strada. A Montegrotto Terme una pattuglia dei carabinieri ha fermato la slitta di Babbo Natale, un'auto addobbata e illuminata come il leggendario carro di doni allestito da genitori di una scuola dell'infanzia aveva organizzato un pomeriggio di visite alle famiglie per portare gli auguri e raccogliere le letterine dei bambini, ma l'autista è stato fermato dai carabinieri che hanno contestato una serie di violazioni tra lo stupore di genitori e bambini. Per fortuna non c'è stata nessuna multa perché la polizia locale aveva dato il nulla osta all'evento e alla circolazione del mezzo, ma per qualche minuto anche il povero Babbo Natale ha rischiato grosso. Chissà se porterà del carbone ai carabinieri o se anche per loro ci saranno dei regali. Quel che è certo è che la provincia di Padova è stata tra le più solerti in Italia ad applicare il nuovo codice della strada, entrato in vigore alla mezzanotte di sabato. A Padova la polizia locale ha multato con sanzioni da 300 euro 2 automobilisti che avevano parcheggiato nel posto dei disabili.